che tipo di partita ti aspetti, come l'avete preparata? Sicuramente sarà una partita complicata perché tutte e due le squadre sanno l'importanza di questa partita, perché è un derby, perché comunque la classifica dice che entrambi abbiamo bisogno di punti, però penso che sia una partita comunque equilibrata nella quale dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile e quindi a far meglio quelle situazioni che sappiamo che soprattutto nell'andata con loro abbiamo sofferto. Qualche settimana fa a Marassi eravate stati bravi a reggere bene anche l'impatto emotivo con lo stadio, con il clima. Ti chiedo se ti aspetti la stessa cosa, chiederei la stessa cosa. Ovviamente il fattore campo è un fattore importante, avrà un'incidenza anche domani. Sì, assolutamente, ma questo è un po' una variabile di tutto il campionato, lo sappiamo e quindi ci abbiamo lavorato e quindi di conseguenza deve essere la normalità, no? Per noi approcciare una partita nel miglior modo possibile e quindi come sempre i ragazzi portano in allenamento, portano durante la settimana una grandissima concentrazione e questo è quello che ci lascia sereni nella preparazione gara e poi domani gli stimoli arriveranno sicuramente. Si è chiuso anche il mercato, in settimana si tira una riga, sono arrivati altri 3 giocatori proprio l'ultimo giorno, ti chiedo se sei contento e come si stanno ambientando. Assolutamente, abbiamo condiviso totalmente tutto con la società e sono arrivati giocatori funzionali e questa è la cosa più importante, abbiamo cercato di colmare quelle che per noi erano delle piccole lacune, delle caratteristiche che ci mancavano e quindi di questo siamo davvero contenti. Il gruppo va avanti, come sempre abbiamo avuto un gruppo forte, compatto e quindi andiamo avanti ulteriormente a rafforzarlo e quindi quello che ho visto in questi giorni mi dà sicuramente grande forza, grande positività su cui andare avanti a costruire.